Siamo arrivati in quel di Prizzi e precisamente all'Agorà. E vi faremo vedere le camere, cosa mangeremo e poi in un altro video vedrete proprio il paese di Prizzi. Bravo Omar. Grazie Salvo. Questo è un salamino locale, penso che sia Tipo salsiccia, sembra queste cose. sì, sì, adesso ne parliamo dopo. Formaggio, poi una caponatina delle olive, funghetti, salamino piccante e pomodorini secchi. E sono appena arrivate le bruschette. Iniziamo con questo antipasto. Carne, panna e salsa. Ah, ok, sarà ottimo allora. Cozze, vongole e ciliegino e in più un'altra pasta corta con salmone, zucchine e gamberetti. Salvo, cosa hai preso? Ho preso una scaloppina con funghi, semplicissima ma già dal profumo è molto invitante. Allora, io invece ho preso vitello con rucola, scaglie e glassa di aceto, mi pare, qualcosa del genere. Tagliamo il nostro vitello. Allora, è molto fragrante, come potete vedere, nel bordo, e quindi sarà buonissima. Qua è molto conosciuto per la pizza ottima, il salame ben cotto, cipolla, tonno, mozzarella e pomodoro. Ecco, la pizza solitamente nei paesi dell'entroterra si mangia davvero bene e questa anche stasera ne è la conferma. Oh, guardate che vassoio! Ragazzi, cosa avete ordinato? La fine del mondo. Di pesce. Guardate il mio piatto, eccolo. Il pesce era squisito, potete venire tranquillamente all'Agorà perché certifichiamo noi. Tra l'altro il fine settimana fanno sempre specialità di pesce, quindi perfetto. Garantiti. Cannolo con la ricotta. È una delizia per il palato. Il nuovissimo secondo piano del Agorà, quindi ristorante, pizzeria, Ma anche B&B. perfetto. Prixis, che sarebbe anticamente quindi Prizzi. Buonanotte. Oh, ho trovato Salvo, buongiorno. Cioè, stai andando via senza di me, guardate. Vi sto facendo sbirciare qualche altra camera. Ecco, come vedete, tutto nuovissimo. Come vedete, qua c'è un'altra camera, eventualmente per i ragazzi. Il mio giro si conclude in cucina, come sempre. Ecco la struttura vista dall'esterno. Noi abbiamo dormito appunto nel piano superiore, che è B&B Prixis, e appunto il locale. Nel piano inferiore abbiamo l'Agorà, un ristorante, pizzeria che fa cose buonissime. Facciamo un giro anche nella parte esterna. Facciamo vedere. Allora Omar, guarda nel prato che cosa c'è in questa, un roseto bellissimo. Dov'è? Ah, ecco qua. Questo, guarda. Guarda Omar, appena svegli per rilassarsi o prendere un buon caffè, ci si può benissimo recare qui con questo prato all'inglese, i tavoli, e c'è un po' di tutto, fiori. È molto accogliente, sì. Allora, questa, Salvo, che cos'è? A cosa serve? Tu che sei molto... Allora, questa è un'antica pila chiamata in gergo nostro locale, dove le buon massaie lavavano i panni. Oh, la lavandaia, quella che parlavamo prima, o sì, no? esatto, e sta riempendo il bumbolo. Ah, il bumbolo in italiano. O bumbolo. Esatto, fantastico. Adesso vediamo Salvo se sa che cos'è questo. Salvo, scusa, ma che cos'è questo oggetto? Questo, caro Omar, è un aratro. E che serviva? Serviva, lo sai, per arare la terra. Ah, ok, per questo è arare. Ecco, hanno detto che esternamente, appunto, oltre a mangiare pesce il fine settimana. Sì, Salvo? Dai, ti sei coricato per terra. Fanno anche degli eventi e quindi magari vi potete buttare su questo prato come ha fatto Salvo.